Cioè, il Veneto aveva tutte le condizioni ottimali per poter votare prima possibile. Eravamo pronti, sapevamo già che il presidente Voi uscente... eravate pronti? No, ma in genere, insomma, il sistema politico, voglio dire, la data delle elezioni, che è una competenza che spetta al presidente della regione, non è una leva che uno utilizza in base agli opportunismi della propria parte politica. Il presidente uscente ha provato in tutti i modi a fare il quarto mandato. Una volta che si è chiusa quella partita lì, secondo me in questa regione c'erano le condizioni per votare prima possibile, come fanno le Marche tra poche settimane. Il fatto che invece si sia scelto e oggi certificato De Luca e Emiliano hanno fatto la stessa roba. Infatti io dico che l'avrei fatto io se fossi stata al governo, ma come sapete non siamo al governo da qualche anno. Il governo avrebbe dovuto convincere tutte le 5 regioni a andare al voto prima possibile. Ma non è che Zaia si accoda a De Luca. Zaia addirittura ha tentato di spostare le elezioni al 2026, perché il punto oggetto dell'interesse del presidente uscente non è cosa è meglio fare per il Veneto, è cosa è meglio fare per me, e per lui era meglio tentare di fare un altro giro da governatore, spostare le elezioni l'anno prossimo e in ultimo restare lì il più possibile. E questo è oggettivo. Ma perché io dico votare a settembre? Non per contrastare di principio, perché andando a votare a fine novembre noi saremo costretti a votare, il collega Pan lo sa, il cosiddetto esercizio provvisorio, cioè dovremo bloccare di fatto il bilancio della regione per diversi mesi. In un anno, il 2026, che sarà già un anno complicato per questa regione, perché come ben sanno i colleghi siamo già arrivati alla cosiddetta canna del gas nella capacità di spesa e stanno esplodendo i bisogni. Allora, se io fossi stato il governatore uscente e avessi voluto davvero bene a questa regione, avrei provato a metterla in sicurezza, votando il prima possibile e consentendo alla nuova amministrazione regionale, qualunque sarà, di poter iniziare fin da subito ad occuparsi dei veneti. Invece cosa succede e cosa è successo? Che la destra e il centrodestra a livello regionale non si è messa d'accordo. E se Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia a livello regionale avessero avuto la capacità di convergere su un nome fin da subito, il tavolo romano si sarebbe aperto e chiuso in 5 minuti. Invece non ci hanno neanche provato, hanno direttamente delegato a Roma, com'era quella roba dell'autonomia, facciamo i paroni casa nostra, decidono altri che non conoscono il Veneto e io non so come potranno scegliere il candidato migliore per il Veneto. Non sceglieranno il candidato migliore per il Veneto, sceglieranno il candidato che tiene meglio gli equilibri interni alla maggioranza di governo, cioè non solo una scelta lontana, ma basata su logiche lontane. E chiudo, ma cos'è che mi preoccupa di più occupandomi del Veneto con interesse, un po' con meno interesse del centrodestra? Che non mi sembra che dopo la fine dell'era Zaia, ingloriosa, il centrodestra sembri in grado di aprire un'altra stagione. Prima Vezzaro diceva servono i programmi. Ma scusi sindaco, il candidato non siete stati capaci di scegliere, ma il programma aspettate che sia Roma pure quello a scrivervelo.